Sani cari veneti, desidero cominciare il nostro LenguaCast, il tuo podcast in lingua veneta, il primo podcast fatto in terra nostra lingua mare, proprio così. Valtri, sì, benvenuti e vestruco una muccia che sa che si qua insieme con me e che fa l'invito sempre a quei che ancora noi fa parte del nostro sciapo. Vi ricordo, questo podcast è LenguaCast, non te occati fuori in altri posti perché ti tocca fare il abbonamento mensile per andare dentro il contenuto. Dunque, ti che te me guardi su YouTube o su l'Instagram ti tocca impuntare il tuo telefonino qua su il QR code e fare il abbonamento mensile su il sito Lengua Mare. I bonai al podcast LenguaCast il contenuto intero, così come il testo scritto in lingua veneta e la traduzione in portoghese. Come che vi ho detto belche, muovete fuori e vi far parte della nostra comunità appartenere e in piedi le nostre robe e anche il lavoro privato e attivo fatto in lingua veneta ursu che toccano altri veneti precassarne la nostra cultura e tenere la nostra lingua a responsabilità se sol che nostra. Noi stiamo aspettare dal governo, dai puiteri, i veri veneti, mai chi ha lavorato così, i veri veneti sta sempre indipendenti, duri ai banchi. Ecco, fatto il discorso, adesso ho introdotto l'argomento dell'episodio d'Ancoi. E l'argomento di sfrugnarlo fuori qua è il Serenissimo Principe il messer Paron Signor Dosi Justinian, proprio quel, il Dosi Justinian, e se sta quel, che il negamena su il corpo di San Marco dritto a Venezia, e dopo lui San Marco il diventa il patrono dei Veneti. Dunque, siamo di guardare l'importanza di Justinian che discorremo sulla storia dei Veneti. Beh no, a quei che resta su YouTube o Instagram vi dico ciao e adesso me ne va a catarme con le sciapo dei brai veneti che il caro Patricia di sto podcast i bonai al LenguaCast. Mi raccomando, scansione il QR code qua su e vi far parte anche a te.